TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Voto di scambio, Castiglione risponde e si difende davanti al GIP. Io estraneo alle accuse. Il legale annuncia ricorso al Tribunale del riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Stavolta hai esagerato, è solo una delle frasi che i due ex caporali condannati per l'omicidio Scieri avrebbero rivolto al parà siracusano. Per i giudici di appello le ferite poi sul corpo della vittima non sono compatibili con la caduta. Catania è la riqualificazione di San Cristoforo. Oggi un nuovo incontro a Palazzo dei Chierici dopo l'approvazione del cosiddetto decreto emergenza che stanzia fondi per alcune città italiane. E sempre a Catania pioggia di avvisi di pagamento della Tari, molti hanno già pagato ma dall'amministrazione non ricevono chiarimenti e caos. Bolletta dell'acqua da 28.000 euro, un'anziana di Modica sotto shock, non sarebbe un caso isolato. Prosegue l'attività eruttiva sull'Etna e sono ancora tanti i turisti che vogliono vedere la colata da vicino, ma gli esperti avvertono così è pericoloso regolare l'attività dell'aeroporto di Catania. E poi il calcio, il pareggio di Altamura alimenta tensioni in casa Catania. A Messina sul fronte societario AAD Invest conferma di voler portare avanti gli impegni sottoscritti. Bentrovati, lo avete sentito, ha rigettato ogni accusa contestata, proclamandosi estraneo a ipotesi di voto di scambio politico-mafioso. Si è difeso così davanti al GIP Anna Maria Cristaldi, il deputato regionale Giuseppe Castiglione dell'MPA, arrestato ieri dai carabinieri del ROS nell'ambito dell'inchiesta Mercurio della DDA Etnea sulla famiglia Santa Paola Ercolano di Cosa Nostra. Maglio Viola. Ha risposto punto per punto alle domande del GIP il deputato Giuseppe Castiglione, arrestato ieri nell'ambito dell'operazione Mercurio perché è accusato di aver stretto un patto elettorale con la mafia. Un interrogatorio durato circa un'ora, durante il quale Castiglione ha negato qualsiasi addebito, ma ha confermato di conoscere Domenico Colombo, Giuseppe Coco e Rosario Bucolo, tutti e tre indagati in questa inchiesta come lui e tutti ritenuti vicini o addirittura organici alle cosche. Rapporti dei quali però Castiglione dice di non aver mai avuto conoscenza. Su loro segnalazione non ha mai chiesto nulla di illecito, ma soltanto piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a livello cittadino. Sulla delibera del Consiglio Comunale di Catania riguardante il regolamento del cimitero, il deputato ha raccontato di averla portata d'urgenza in aula sol perché si rischiava di perdere un finanziamento da 1 milione di euro. Ma quella delibera, proposta dalla Giunta Comunale di allora, non è stata toccata ma approvata così com'era, sostiene Castiglione. Proprio su questo i 5 Stelle, Ciancio e Bonaccorsi, chiedono adesso al Consiglio Comunale di Catania di accendere i riflettori. Intanto la Commissione Antimafia ha avviato le procedure per la decadenza del deputato dal suo incarico proprio in antimafia e il presidente Caracolisci annuncia la presenza dell'organismo a Catania nei prossimi giorni. Ho concordato col prefetto qualche giorno fa, prima che succedesse, almeno si avesse notizia del fatto di cronaca, che proprio a Catania faremo il 13 marzo l'incontro con le forze dell'ordine, con i magistrati, ma anche con i sindaci. Ed è questa la caratteristica con la quale questa commissione sta cercando di svolgere una funzione di tenere i fari accesi e chiamare a una responsabilità supplementare le classi dirigenti che governano i territori. L'avvocato di Castiglione, Salvo Pace, al termine dell'interrogatorio ha comunque annunciato che presenterà ricorso al Tribunale del riesame per chiedere la scarcerazione del deputato. Nelle motivazioni della sentenza di secondo grado per la morte di Emanuele Scieri emergono le frasi dei due ex caporali condannati per l'omicidio del parà siracusano. Sul corpo evidenti segni di nonnismo e ferite non compatibili con la caduta. Francesco Aloi. Stavolta hai esagerato, è una delle frasi che secondo un testimone Luigi Zabara dice ad Alessandro Panella. I due sono stati condannati anche in secondo grado per la morte di Emanuele Scieri, il parà siracusano ucciso nella caserma Gamerra di Pisa. Era l'agosto del 99 quando il 26enne fu trovato esanime ai piedi di una torre dismessa. Inizialmente si parlò di suicidio, ma come confermano i giudici, anche nelle motivazioni della sentenza
di secondo grado, si trattò di nonnismo. Anche alla luce di quello che viene illustrato appunto nelle motivazioni della sentenza emessa in secondo grado, risulta indiscussa la credibilità del testimone. La maglietta di Sherry era sollevata, modus operandi tipico dei nonni, che poi prendevano a pugni la recluta costringendola alle flessioni. Per la Corte d'Appello di Firenze, le lesioni alle mani, all'avampiede e al polpaccio sul cadavere del Parà non sono compatibili con la caduta. Secondo i giudici fu Panella ad inseguire e raggiungere Sherry, fino a farlo scivolare dalla scala, facendolo precipitare e morire. 22 gli anni di carcere che dovrà scontare Panella. 9 anni, 9 mesi e 10 giorni invece quelli per Zabara. Quartiere di San Cristoforo a Catania si punta alla riqualificazione. Oggi un nuovo incontro a Palazzo dei Chierici dopo l'approvazione del cosiddetto decreto emergenza che stanzia fondi per alcune città italiane, tra cui Catania. Un primo passo, dice il sindaco Trantino. Il servizio di Orazio Longo. Eccola in questa immagine la linea di finanziamento prevista dal decreto legge del 31 dicembre scorso che stanzia risorse per fronteggiare situazioni di particolare emergenza in alcune città, tra cui Catania, dove si punta alla riconversione del quartiere di San Cristoforo, con un piano straordinario di interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. Di questo si è tornato a parlare a Palazzo dei Chierici, un nuovo incontro generale di verifica e approfondimento delle proposte avanzate dagli attori istituzionali, del terzo settore e dalle organizzazioni sociali e di base, dagli istituti scolastici e dalle parrocchie. Per il sindaco Trantino si tratta di un cammino lungo ma che comincia, come tutti i cammini, con un primo passo. Il decreto San Cristoforo costituisce una opportunità di riqualificazione, non la definirei di rigenerazione perché stiamo parlando di una cifra che intanto è stata ridotta a 20 milioni e comprensiva di IVA significa una quindicina di milioni per l'esecuzione dei lavori da considerare. Quindi non possiamo certamente pensare di poter compiere chissà cosa rispetto a un fabbisogno che pur in una ipotesi minima l'abbiamo quantificato in almeno 300 milioni di euro. Se poi volessimo pensare a una rigenerazione dell'intero San Cristoforo non ci sarebbe da pianificare interventi per non meno di 1 miliardo. Però non ci possiamo lamentare. Ora dobbiamo concentrarci sugli interventi sapendo che seppur non possono essere risolutivi, comunque devono essere un importante segnale di ripresa per il quartiere. Un centinaio le proposte presentate, tra queste quelle che riguardano il miglioramento delle scuole di San Cristoforo e l'asse viario di via Playa come strada d'accesso principale dal centro storico al mare. I progetti saranno ora cerniti e presentati al commissario straordinario di governo. Caos Tari, contribuenti catanesi esasperati per avvisi di pagamento cosiddetti a strascico. In molti hanno già pagato, per tutti il consiglio è conservare sempre la bolletta. Tonino De Mana. Si scrive Tari, si legge Caos ed oltre ad essere un salasso per i contribuenti catanesi rappresenta un vero e proprio incubo. In una città con la tassa sui rifiuti tra le più alte d'Italia ma che affoga tra l'immondizia con microdiscariche in centro ed in periferia, suona come una beffa ricevere avvisi di pagamento datati nel tempo, costringendo i cittadini ad un calvario con destinazione finale Palazzo dei Chierici, rigorosamente vietato a taccuini e telecamere. Il clima di tensione è palpabile, anche noi siamo costretti a restare fuori. Poco male perché basta stazionare davanti al portone per raccogliere le testimonianze dei contribuenti. È arrivata una notifica degli anni 2018-2019 per una sanzione di Tari non pagata. Non è assolutamente vero perché fortunatamente posso attestare che ho tutti i bollettini pagati per quegli anni. Sono sempre, tra virgolette, rogne. E per fortuna che lei aveva conservato le bollette. Certo, i poverini, anzi io faccio un appello, ci vogliono ricevuto, carte parlano. Sono venuto da Varese apposta per spiegare questa pratica della Tari che mi è arrivata un'ingiunzione. C'è chi viene da Monaco di Baviera e quasi quasi maledice. Chi me l'ha fatto fare? No. Un altro mondo, non possiamo paragonare i servizi che ci sono lì e i servizi che ci sono. Innanzitutto pago io 1/3 di quello che pago qua. E i servizi sono fantastici, formidabili.
Oltre al danno la beffa, il 16 marzo incombe la scadenza della prima rata, ma gli avvisi cartacei non sono ancora arrivati. Chiarisce tutto l'assessore al bilancio Marletta. Il 16 marzo è un termine ordinatorio non perentorio, cioè non c'è nessuna sanzione se viene pagata dopo. Il catanese che non riceve il bollettino può o attraverso il sito del comune arrivare nella finestra dei tributi oppure attraverso l'app Catania Semplice e verificare la propria posizione. Il servizio di riscossione Tari è stato affidato dal comune a Municipia SPA. Bollette per consumo idrico anomale a Modica. Un'anziana signora che vive da sola si è vista recapitare circa 28.000 euro, ma non è un caso isolato. Veronica Barbarino. Bollette recapitate più volte ma già pagate e ancora reale consumo, errori di lettura o contatori non funzionanti, tutti a chiedersi cosa stia accadendo a Modica dove arrivano bollette per consumo idrico che scottano. Sono molti i cittadini che hanno segnalato le anomalie, ma la vicenda più eclatante riguarda quella di un'anziana novantenne. È arrivata questa bolletta a mia mamma per un importo di 19.200 euro circa. Guardando la bolletta il retro ci accorgiamo che comunque partono dal 2015 al 2021. Dal 2015 al 2020 sono prescritte. Dopo il 2020 la prescrizione scatta ogni 2 anni. Non è arrivata solo questa bolletta di 19.200 euro, ma sono arrivate altre bollette di 2.000, di 3.000, 2.500 per un totale che saranno circa 28.000, 30.000 euro. Una cifra che sembra eccessiva per una donna che vive da sola in un'abitazione di 100 metri quadrati. Da Palazzo di Città il sindaco fa chiarezza. Ritenuta pazza, che direi pazza non è, perché comunque le fatture sono state messe dopo una regolare lettura dell'utenza. Comunque certamente non lasceremo sola la signora, le verremo incontro. Ahimè ci sono delle criticità dovute a delle bollette che magari sono state già pagate ma sono state rinviate di nuovo agli utenti perché c'è stato un errore nella migrazione dei dati. Nonostante le rassicurazioni del comune, in molti richiedono un intervento delle autorità competenti per verificare l'accaduto e prevenire situazioni simili in futuro. A Messina scoppia il caso arsenico. La sostanza trovata nel terreno risulta dagli scavi del raddoppio ferroviario che è stato depositato nella zona di Contesse. Protestano i residenti. Il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ha chiesto chiarezza. Il servizio. Il caso arsenico si sposta a Messina. Dopo le denunce dei sindaci della Riviera Ionica, il materiale di scavo del raddoppio ferroviario Giampilieri Fiumefreddo è stato spostato in un'area di Contesse, zona sud del capoluogo. Ed ecco che sono scoppiate anche qui le polemiche. 20.000 metri quadrati rispetto ad una superficie totale di circa 60.000 sono stati posti sotto sequestro dalla Procura a fine gennaio. Il Consorzio non ha dato le giuste informazioni. Quello che ho sempre rimproverato al Consorzio è la mancanza di informazione. Loro erano a conoscenza già da qualche settimana, se non da qualche mese. Perché non dare le informazioni e noi dobbiamo leggere le notizie sugli organi di stampa che parlano di siti sequestrati senza entrare nello specifico? In Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria ed urgente, anche il Consorzio WeBuild Pizzarotti, che ha ammesso come i livelli di arsenico sono tali da non poter più considerare quei materiali di scavo un sottoprodotto da riutilizzare altrove, ma secondo loro non rappresentano una minaccia per la popolazione. Non la pensano così gli abitanti della zona, che nei giorni scorsi hanno avviato una raccolta firme e che si sono presentati in aula. Questa la testimonianza di una residente. Le terre sono scoperte, non sono coperte. Quando piove e queste terre vengono bagnate, l'acqua passa attraverso le canalette di scola e arriva nel mio giardino. Ecco perché adesso capisco le piante che mi stanno morendo. Uno. Secondo, la biancheria distesa, tutte le polveri vanno sulla biancheria, noi siamo soggetti allergici. Possiamo stare tranquilli? Qua il Consorzio non ci ha dato dei chiarimenti, ha detto che non c'è pericolo, ma 100% di arsenico non c'è pericolo nella respirazione. Il rilevamento sui livelli di arsenico spetta all'ARPA, ma intanto in Consiglio Comunale si è parlato di un possibile stop ai lavori, soprattutto perché con l'avvio della trivellazione con la talpa Giampilieri aumenterebbe il materiale di risulta nell'area e anche il passaggio dei mezzi pesanti, circa 300 al giorno in una zona servita da una piccolissima strada.
Prosegue l'attività eruttiva sull'Etna e sono tanti i turisti che vogliono vedere la colata da vicino, ma gli esperti avvertono così è pericoloso. Regolare intanto l'attività dell'aeroporto di Catania. Orazio Longo. La colata più a nord è attiva e si dirama in piccoli bracci di minore entità. Il fronte più avanzato invece si sovrappone a se stesso e si raffredda dopo pochi chilometri, mentre dal cratere di sud-est si sentono forti boati anche da lontano per le esplosioni che continuano incessanti. Non smette l'Etna di farsi notare con alti e bassi a distanza di 3 settimane dall'inizio dell'attività eruttiva, lo scorso 8 febbraio, dalla frattura che si è creata alla base della Bocca Nuova e che ha dato vita a uno spettacolo di fuoco e magma che continua ad attirare curiosi, giovani, vecchi, donne, bambini. Si può incontrare chiunque sui sentieri verso le zone di lava, una situazione che crea però preoccupazione tra gli esperti. Molto spesso infatti si tratta di turisti improvvisati, male equipaggiati, che si avvicinano troppo alle lingue di fuoco. E così, dopo le ordinanze inibitorie dei comuni etnei, la Guardia Forestale allerta a non muoversi incautamente e ad affidarsi a guide esperte. I vulcanologi dell'INGV di Catania continuano i rilievi sulle zone sommitali. Con un drone hanno realizzato un video da dove è possibile vedere come il campo lavico sia diventato complesso, ricco di fratture e con sovrapposizione di diverse unità di flusso. Lungo la colata la lava presenta bocche effimere da cui emerge incandescente dopo essersi ingrottata, ovvero dopo aver percorso un tratto del suo cammino all'interno di bracci estremamente raffreddati. Il punto di emissione lavica principale è variato di quota, spostandosi da 3.070 metri a 2.980. I flussi più estesi, che hanno superato i 4 km di lunghezza, hanno determinato l'estensione massima del campo lavico raggiungendo quota 1.840 metri. I ricercatori hanno realizzato dei modelli sull'avanzamento della colata e sulla stima della pericolosità tramite mappe che possono essere interrogate ogni volta che si apre una bocca eruttiva. Regolare si presenta invece l'attività dell'aeroporto di Catania. Reddito di povertà in Sicilia, da oggi aperte le domande, requisiti e ISEE. Ecco cosa serve per avere il contributo una tantum per le famiglie in difficoltà economica. Marco Gullà. Ore 12 in punto. Arriva il via per presentare la domanda per il reddito di povertà. La misura voluta dal presidente della regione Renato Schifani con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro. Ci sarà tempo fino al 15 aprile prossimo per presentare la domanda. Tante prenotazioni nei patronati. Saranno giorni di lavoro intensi. In base al punteggio che viene raggiunto da ogni nucleo familiare potrebbero essere riconosciuti o 5.000 euro se viene raggiunto un punteggio superiore a 30 o 3.500 euro se il punteggio è dai 21 ai 30 punti. Sotto i 21 punti viene riconosciuto un contributo di 2.500 euro, una tantum ovviamente. Un sostegno per tutte le famiglie sulla soglia della povertà. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite appunto la piattaforma dedicata. Il nostro sito è stato appena ristrutturato proprio per essere chiaro nella parte che riguarda gli incentivi Sicilia, quindi irfis.incentivisicilia.it. Negli ultimi 2 anni sicuramente l'attività di Irfis può dirsi connotata da questa attenzione al sociale, perché il governo siciliano ha deciso con la propria politica economica di sostenere l'economia e quindi lo sviluppo dell'economia siciliana anche con un'attenzione particolare alle famiglie bisognose. La selezione avverrà sulla base di criteri economici e sociali, dando priorità ai nuclei familiari con minori, persone in situazioni di disagio e famiglie monogenitoriali. I beneficiari del reddito di povertà saranno coinvolti anche in attività socialmente utili, compatibilmente con il loro stato psicofisico, in accordo con i comuni di residenza. In appena 6 ore sono già oltre 1.500 le richieste presentate all'Irfis per ottenere il contributo di solidarietà, la cui piattaforma è stata avviata appunto oggi alle 12. Al momento le istanze pervenute ammontano a circa 4,5 milioni di euro, con una media di circa 3.000 euro a famiglia. Altre 5.000 sono le domande in bozza in attesa di essere inviate. Sequestro di droga e armi nell'Ennese, le piazze di spaccio gestite da un 72enne vicino al narcotraffico internazionale. A Catania ha fermato un corriere della droga, il servizio di Giusy Lazzara. Armi e droga. Le piazze di spaccio nella provincia di Enna avevano il loro centro ad Agira. Qui, a capo un 72enne pregiudicato, secondo gli inquirenti, referente di spicco nel settore del narcotraffico internazionale. Era lui che dettava le strategie e impartiva ordine ai pusher sguinzagliati nelle piazze di Assoro, Regalbuto, Nicosia, Leonforte e altri piccoli centri. 6 gli arresti nell'operazione Idra della polizia di Enna, Catania e Agrigento. L'attività di spaccio era articolata
articolata continui summit per decidere le quantità di droga e coordinare la rete di spacciatori. Dalle indagini è emerso che l'uomo era coadiuvato da altre 3 persone di Agira e che aveva contatti con fornitori di Catania e Agrigento. Sequestrati chili di cocaina, crack, marijuana e armi clandestine. In un altro intervento della polizia a Catania ha fermato un corriere con 5 kg di droga nascosti nell'auto. Sono stati i falchi nell'attività di contrasto e prevenzione a notare qualcosa di sospetto e dalla perquisizione dell'auto hanno trovato i panetti di cocaina nascosti nel sedile posteriore. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Piazza Lanza. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, il pareggio di Altamura alimenta tensioni Casa Catania, il vicepresidente Grella chiede spiegazioni e tutti finiscono nel vortice delle polemiche. Tonino De Mana. Un pareggio e 1000 polemiche. L'1-1 di Altamura alimenta tensioni in Casa Catania, che colleziona il secondo pareggio di fila che di fatto rallenta la corsa verso i play-off, a questo punto obiettivo minimo stagionale. È un fiume in piena il vicepresidente Grella che, oltre a prendersela per le sviste arbitrali, punta il dito contro i numerosi infortuni di carattere muscolare, chiedendo spiegazioni al tecnico, ai medici e agli addetti al recupero dei cosiddetti acciaccati. È iniziata una settimana ad alta tensione con colloqui dentro e fuori dal campo, con il Catania che domenica al Massimino è chiamato ad un'altra prova del 9. Avversario di turno il Foggia, una squadra di blasone che vivacchia tra play-out e play-off. Non sono certi pugliesi a far paura, ma le assenze, che potrebbero essere 11, praticamente una squadra intera con defezioni in tutti i reparti. Alla lunga lista degli infortunati si aggiungerà Stoppa, espulso ad Altamura e quindi sotto squalifica. In questo senso Toscano dovrà lavorare molto ed inventarsi qualcosa, magari attingendo dalla primavera. A Messina a tenere banco è la situazione societaria. Alla convocazione del sindaco ha risposto la AAD Invest, la società lussemburghese che ha deciso di continuare in attesa dei fondi. Francesco Triolo. Rispetto a una documentazione bancaria che sta sbloccando questi fondi e quindi ci sarebbero queste disponibilità economiche per continuare, diciamo, questa cessione, e la notizia che io vi devo dare è che la DD Investment ha intenzione di continuare a portare avanti questo progetto. E il sindaco Federico Basile a dare ai tifosi del Messina quella notizia alla quale erano appesi da giorni. Lo fa al termine dell'incontro che aveva convocato nello studio del notaio Silverio Magno insieme ai rappresentanti della AAD Invest e della famiglia Sciotto per capire lo stato della situazione della società. Dal notaio si presenta solo il presidente Stefano Alaimo per conto della fiduciaria lussemburghese. La percezione che ho avuto, al di là della buona notizia, è che si è presentata la società spiegando il problema che ha avuto. Probabilmente avrebbe dovuto fare bene a comunicarlo alla città in maniera diversa e questo è stato detto. Ritengo che, da quello che mi è stato detto, in settimana dovrebbero sbloccare le somme che servono a continuare l'investimento. Subito dopo a seguire esce il presidente del Messina, Alaimo. Ecco le sue prime parole dopo giorni, dopo il mancato pagamento dei contributi che porteranno ad una sicura penalizzazione. Noi venerdì sera ci hanno sbloccato il fondo finalmente che ci avevano bloccato, quindi tutto è in mano al notaio, perché abbiamo mandato tutto al notaio, anche per rassicurare Sciotto che il pagamento che gli dobbiamo sarebbe avvenuto in tempi brevi. Ora Dudusise da ieri va in banca ogni giorno per fare in modo che questi fondi che sono stati sbloccati possano essere accreditati sul conto di AD. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.